A tutta Sicilia è il tour che ha visto in prima linea il vicepresidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, l'onorevole Alessandro Di Battista ed in particolar modo il candidato alla presidenza della regione Giancarlo Cancelleri. Un percorso iniziato il 5 di agosto da Marina di Ragusa fino ad arrivare alle piazze della provincia di Agrigento. Vogliamo cambiare la Sicilia, afferma Alessandro Di Battista. Questa volta, con Giancarlo, la regione potrà ripartire. A Roma abbiamo già tagliato i vitalizi agli ex parlamentari, adesso è tempo che la Sicilia cambi aria e dia in massa fiducia al Movimento 5 Stelle. Tanti i temi affrontati nel corso della manifestazione: la vocazione turistica del territorio, il reddito di cittadinanza, la politica nazionale e regionale. Grande soddisfazione da parte del primo cittadino Ida Carmina, che vede un barlume di speranza e ripone fiducia nei giovani deputati e nell'onorevole Cancelleri. Alla fine del comizio è stato allestito uno stand dove era possibile acquistare gadget del movimento dando un contributo volontario. Il ricavato verrà usato, affermato diverse volte Di Battista, per autofinanziare il movimento ed il loro tour siciliano. Un percorso ecologico, visto che, continua l'onorevole, abbiamo girato la regione con macchine elettriche ecologiche al 100%. Ai nostri microfoni abbiamo sentito il candidato alla presidenza della regione, l'onorevole Giancarlo Cancelleri, ed il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. Perché i cittadini devono scegliere lei e perché i cittadini devono votare il Movimento 5 Stelle? I cittadini non devono scegliere me, i cittadini devono scegliere un progetto politico che ha le idee chiare e che vuole mettere di nuovo al centro dell'agire politico il cittadino stesso e i suoi bisogni. La politica dei partiti e dei politicanti si è dimenticata dei bisogni della gente, si è dimenticata dei sindaci, si è dimenticata degli imprenditori, delle casalinghe, dei disoccupati, si è dimenticata della gente normale e ha curato i propri interessi e gli interessi dei pochi amici che li hanno sostenuti e che li hanno supportati nella campagna elettorale. Per questo dovremo scegliere l'unica forza politica che fino ad oggi non ha governato questa regione e che fino ad oggi non ha combinato disastri in questa terra, e ci devono mettere alla prova, perché dovrà essere questo il senso anche del voto al Movimento 5 Stelle, mettere alla prova l'unica forza che non ha responsabilità. Vi sentite effettivamente pronti per una vittoria? La destra è frammentata, si fanno vari nomi, la sinistra non si è ancora messa d'accordo, il Movimento 5 Stelle invece è coeso. Ma io dico solo una cosa: il 5 novembre è un referendum. Da un lato c'è chi negli ultimi 20 anni ha massacrato questa regione, non l'ha saputa governare, e quando l'ha fatto per interessi specifici. Crocetta ha fatto quello dei petrolieri di Confindustria, Lombardo e Cuffaro lo hanno fatto per altre fattispecie e per altri gruppi di potere. Manchiamo solo noi alla prova del 9, alla prova di chi deve andare a governare non l'ha mai fatto. Non abbiamo nessuna responsabilità sulle distruzioni del passato, chiediamo solo alla gente di prendere un po' di coraggio, di prendere il cuore e gettare oltre l'ostacolo, perché questa terra ha bisogno di partecipazione, ha bisogno di cittadini che si mettono in testa e devono cambiare. 5 milioni di siciliani cambiano la Sicilia. Sindaco Carmina, questa sera la presenza dell'onorevole Di Battista e dell'onorevole Di Maio. Il Movimento 5 Stelle è pronto per le elezioni regionali. Cosa si prevede? Si prevede una grande lotta, una grande battaglia, perché noi non molliamo, non molleremo, perché vogliamo che la Sicilia abbia il suo riscatto, un'occasione che al governo ci sia gente nuova, perché la gente che c'è stata finora ha fatto il male di questa terra, non certo il suo bene. Quindi noi ce la metteremo tutta, faremo il possibile perché i cittadini vadano al governo della città, perché di questo si tratta: portare la gente normale, i cittadini che hanno passione, voglia di fare il bene di questa terra e che non guardino solo i loro interessi personali o dei gruppi di potere o le lobby che rappresentano.